Sì, sicuramente era una donna libera, indipendente e che pensava con la propria testa ed era anche coraggiosa perché comunque insomma lei è stata costretta ad affrontare queste situazioni difficili, poi ancora più avanti dopo la morte del marito è rimasta vedova a 26 anni ed ha comunque ha cercato di continuare la sua vita. Noi non sappiamo più nulla dopo il 480 a.C., cioè dopo la morte di Leonida, riguardo a lei. Sappiamo solo che il figlio Pleistarco poi diventerà re e quindi al momento è troppo piccolo dopo la morte del padre, quindi avrà un tutore e poi salirà al trono un po' più avanti. Però sicuramente insomma io ho cercato di ricostruire anche questa parte del dolore, no? Del dolore delle donne e degli anziani rimasti in città. La maggior parte degli uomini morirono alle Termopili, tant'è vero che gli spartiati, cioè i guerrieri insomma, aristocratici, no, della città, vennero notevolmente ridotti di numero dopo questa battaglia e ci vollero anni, no, prima che la società ritornasse come era prima. E ho cercato di ricostruire anche questa parte del dolore delle donne e appunto di quelli che erano rimasti a Sparta, tanto è vero che delle Termopili io non tratto, faccio un accenno solamente e faccio in modo che sia un messaggero a riferire, no, l'esito della guerra, quindi non mi sono occupata della ricostruzione anche perché altri ne hanno parlato insomma meglio di me e comunque in moltissimi romanzi, no? Un argomento molto sfruttato, quindi io mi sono concentrata su questa ricostruzione di questo periodo anche luttuoso ma nello stesso tempo in cui appunto la gente aveva comunque voglia di riprendersi e anche Gorgò in qualche modo tenta insomma di ritornare insomma a far parte della vita pubblica, comunque partecipando nuovamente alle assemblee e cercando di capire cosa succederà dopo le Termopili, appunto in un momento in cui tutti erano in una situazione insomma difficilissima e non sapevano che cosa mi sarebbe aspettato. Quindi. Grazie. Non so se qualcuno ha qualche domanda, ma non so se qualcuno abbia letto il libro più che altro. In ogni caso i libri li trovate lì da Silvia e dopo Beatrice è disponibile per anche 2 parole, una firma, insomma una dedica. Vuoi, se no li lasciamo finire il loro spritz e ce lo beviamo anche noi. Silvia magari ci dice qual è il prossimo appuntamento, che così... Innanzitutto grazie della bella serata e anche del ripasso di storia, perché io non volevo dirlo, ma l'ha detto Sara, no? Quando abbiamo sentito nominare Gorgò ci siamo tutte chieste, ma abbiamo studiato al liceo, all'università, ma chi è questa Gorgò? E devo dire che grazie al libro finalmente abbiamo sdoganato anche la figura di Gorgò, la regina di Sparta, quindi consiglio vivamente a tutti la lettura del romanzo di Beatrice. Vi do appuntamento alla settimana prossima con Annalisa Bruni, che è qui con noi, una delle più affezionate sostenitrici del festival, spesso partecipante come autrice e come moderatrice. Non so cosa voglia dire Sara adesso. No, io ho avuto la fortuna di presentarla col suo libro, con questo libretto che poi non sarebbe propriamente suo, è del suo babbo, è un tributo bellissimo, la prefazione è strepitosa e si parla di una parte della vita di Pasolini e di un Pasolini che non siamo abituati a conoscere, è veramente, veramente bello.
nel centenario della nascita, diciamo, cade a pennello, quindi grazie Annalisa per voler sempre presentare le tue opere qui con noi, grazie a voi della bellissima serata, credo sia stata piacevole per tutti, anche se l'argomento era storico, poteva risultare pesante, in realtà non lo è stato affatto. Ringrazio la libreria San Michele che ci fornisce le copie dei libri che appunto sono qui in vendita alla mia sinistra per chi volesse acquistare una copia. Ringrazio Laura del blog Serial Traveler in Saur che abbiamo conosciuto questa sera e che vi invitiamo a seguire e vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie a tutti, buona serata.